I Barbari Eleganti. Potrei essere nonna di tutti, ma li adoro, perché sono di una simpatia, di un'intelligenza, di una preparazione, sono piacevolissimi. Ecco, basta, non dico altro. Grazie mille. E allora, dopo questa presentazione, può iniziare la trasmissione dei Barbari Eleganti. Dai, zitto, ma siete una squadra di merda, cos'è che ci ha regalato? Sul campo siamo secondi. Ma vai a fare il culo tu e il campo. Sul campo siamo secondi. Cagare. L'unico campo che dovete vedere è il miglio verde. Tu in campionato sei quinto, io sono secondo. Vai a fare il culo. Bella raga, la vostra vacca preferita sta per abbandonare la sua stalla per andare alla Rocco Siffredi Academy. Rimanete aggiornati e seguitemi su tutti i social. L'unica cosa democratica qua è il PD, che tra l'altro non è neanche democratico. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti. Buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati proprio qua su Radio Libertà. Un saluto e un abbraccio alla signora che ci ha detto che siamo bravissimi, veramente ci ha fatto un sacco piacere. Qui con voi, come dicevo, c'è sempre il vostro Gaz insieme a Vittorio e le donne. Grazie mille alla signora, veramente un tesoro. La ringraziamo di cuore e buonasera anche a tutti gli altri ascoltatori. Al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E al buon Luca Scognamiglio. buonasera a tutti, grazie alla signora che ci ha chiamato prima e speriamo sia sopravvissuta la sigla. E al tuo Buonasera. Il mio Buonasera ormai è il tocco caratteristico dei Barbari Eleganti. Dovremmo fare qualche gadget sul Buonasera, sì. Perché sono sicuro che poi in tal caso le prenotazioni andrebbero parecchio. Bene. Gaz, volevo chiederti com'è andata questa settimana? Perché so che a seguito dell'audio di settimana scorsa hai avuto qualche problemino legale. Siete dei grandi infami, perché voi state mandando in giro questi audio tarocchi, proprio palesemente tarocchi. I tarocchi saranno quelli che fa tua zia dopo una tazzulele caffè, insomma, in mezzo al salotto nel tuo paese d'origine. Mi trattengo perché qua andiamo nel legale. Tanto ormai ci siamo già, perché voi vi beccherete una bella denuncia, visto che questa Dalila continuano a spuntare degli audio di questa Dalila che mi accusa di aver passato dei bei momenti con una tale Dalila. Lei non li ha definiti proprio dei bei momenti. Sì, ma ha detto che hai abusato di lei, che l'hai costretta a fare cose che non voleva fare. Parlaci, visto che voi siete dei carogne, cioè parlateci tutti e due delle vostre iscrizioni all'Arci Gay. Com'è stata questa esperienza all'Arci Gay? Stai parlando? Abbiamo anche le prove. Cosa stai parlando? Abbiamo anche le prove qua che voi siete iscritti all'Arci Gay. Io guardate, non so cosa se stai dicendo? Ci sono gli screen, le prove, non conversazioni taroccate con l'intelligenza artificiale, ma ci sono le prove che qua qualcuno predica bene e poi razzola male. Ma tu stai delirando, Gaz. Guarda, purtroppo non ho l'iscrizione ad Arci Gay, cioè lo farei anche qui direttamente in diretta, Gaz, cioè non ci sono problemi. Facciamo in diretta. Allora apri il sito www.arcigay.it. Tra l'altro cosa ci sarebbe di male, signor Gazzola? No, assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Assolutamente nulla. A che tipo di razzolo ti stai riferendo? A tanti razzoli, non va la connessione guarda caso non va la connessione, caso. E tra l'altro io so che dopo dovrebbe anche chiamarci il buon Nick da Treviso, quindi magari dopo lo chiamiamo chiederemo noi. anche una sua opinione su questo.
Allora, Non era da Treviso, da Treviso era il buon sostienici. Mick, penso. Allora, vuoi donare dei soldi o vuoi soltanto iscriverti? No, vuole No, donare dei scriviamo, soldi lui. No. Vuole donare dei soldi, già li dona al tribunale. Sì, comunque è tutto vero, è tutto vero. Stiamo iscrivendo Vittorio Le Donne ad Arcigay. Sì, Allora, sì. mail, allora, Non come fare si il dice? taccagno. No, Dona. dov'è? Iscriviti alla Fai newsletter. 50 euro di donazione. Esatto, 10 euro. esatto, spara un bel centello lì. E non mettere le mail tarocche paolorossi@gmail.com. Abbiamo una chiamata. Pronto? Sì, pronto. Pronto. Buonasera. Buonasera. Sono in diretta? Sì. 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 Oh, carissimi, buonasera. Buonasera. Sono Vittorio da Palermo. Volevo dire, si parlava di Arcigay, siccome io conosco l'ambiente bene, perché ho affittato pure una casetta a uno di questi così neutri, sì, maschi o fluidi. femmine, e conosco l'ambiente. L'Arcigay non è una cosa semplice, si viene fatta una promozione tra di loro da Roma e tutta una setta nazionale e diventano i vescovi. Dopo di questo si sono costituiti, giusto, religione, si sono fatte la chiesetta e vanno a dire la messa regolare come sono alla domenica, è accessibile a tutti, normale, non normale, anzi. Cioè, mi scusi, lei sta dicendo che E Arcigay quindi hanno fondato una religione? Sì, l'Arcigay perché si chiama Arci? Perché vanno a mettersi, si fanno una chiesetta e loro celebrano la messa loro. Si fanno, questo non lo sapevo. La cosa ecclesiastica, si fanno uniti, come il Papa che fa il cardinale, loro si fanno l'Arcigay. Scusi, solo quello volevo Come si dire. chiama la divinità? Sono curioso. È interessante come cosa. Non ho capito. La divinità che venerano queste persone. No, normale. La chiesa, quella che fa il prete, lo fanno loro. È convinto, io lo conosco uno che è amico, attenzione, amico mio. E chi a domenica va a celebrare, ci vanno pure una nipote mia. Per dire, cioè ci sono anche dei preti. Sono cattolici, insomma. No, sono loro stessi che vengono innominati all'interno della come lo dobbiamo chiamare? La setta non lo possiamo chiamare. Perché vabbè, ormai lo abbiamo detto. Bravissime persone, non solo, si sono fatte pure la cosa ecclesiastica per i fatti loro. Beh, bello, hanno fatto una chiesa, sono cattolici, insomma. La messa a tutti gli effetti. Si affittano un magazzino, lo mettono, lo fanno in chiese moderne e poi le persone ci vanno. Io mia nipote se la sente parlare, ci va la domenica per se la sente alla chiesa dell'Arcigay. Mi scusi, signor Vittorio, la interrompo un secondo per comunicare che mi sono ufficialmente unito alla setta di Arcigay. Va bene, perché pure io lo faccio raccomandare da Agrigento a lei. Grazie. Comunque le faccio i complimenti per il nome, è davvero bellissimo. Perché anche lui si chiama Vittorio, quindi... Buona serata. Grazie mille, signor Vittorio. Buona serata. Hai capito cosa si scopre su Radio Libertà? Vittorio comunque si è appena ufficialmente iscritto all'Arcigay, Vittorio ragazzi. lui, ovviamente. Vittorio Le Donne. Dopo Marco. Dopo Marco. Quello è stato colui che ha dato il via a un'iscrizione che adesso è toccata a Vittorio. Quello eri stato tu, il buon Gazzola. quello eri stato tu che avevi iscritto me, se vogliamo dire una decina tutte... di minuti il buon Gazzola si iscriverà anche lui. No, ma poi ci aggiornerete sulle attività, sulle preghiere che fanno lì. Cioè, io sono curioso da fuori, ovviamente, di sapere lì come funziona. Insomma, fai l'Arcigay con l'iscrizione degli altri, come si suol dire. Matteo, ma secondo me Marco e Vittorio stanno già preparando il Frecciarossa per andare sabato al Pride. Sì, ma loro io sarò in Abruzzo. sono iscritti per avere gli sconti. Vorrei comunicare che io sabato 24 giugno non sarò a Milano al Gay Pride perché sarò in Abruzzo al mare. Pride. No, al mare. Di Pescara. Al mare. No, che al Pride di Pescara? In Abruzzo al mare a prendere il sole. Comunque, per chi volesse verificare, l'ho anche condiviso su Facebook, giusto per dare la prova. Questo era un po' troppo, forse. In bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, Vittorio. E comunque, purtroppo non sarò al Pride di Roma, dove oltretutto le madrine saranno le fantastiche Paola e Chiara.
Cioè, è straordinario. Grazie Presidente Rocca, grazie a tutti i sindaci, anche Marco Bucci di Genova, per non aver concesso il patrocinio a queste carnevalate del Pride. Ne parleremo in maniera molto pacata e tranquilla tra l'altro poco. c'è stata anche una dichiarazione del terzo polo di Calenda su... Vogliamo spiegare bene nel dettaglio cosa è successo? Ne parliamo subito, già che ci siamo. Anticipiamo. Cosa Sì, è successo? anticipiamo. È successo che a partire dalla regione Lazio fino ad arrivare a un po' tutti i comuni delle grandi città, ovviamente governati dal centrodestra, i sindaci piuttosto che i presidenti di regione non hanno concesso il patrocinio del comune o della regione appunto a questi Pride che venivano organizzati. Ovviamente questo ha suscitato molte polemiche e c'è chi però invece è d'accordo e finalmente c'è chi si sente anche rappresentato dai propri esponenti in regione. No, ma più che altro perché all'inizio la regione aveva intenzione di concederlo. E poi quando l'ha ha visto che gli organizzatori hanno fatto delle dichiarazioni in cui avrebbero detto che avrebbero utilizzato questo Gay Pride come occasione per promuovere l'utero in affitto, sai che novità, in quel visto caso che le Anna è giunte di sempre centrodestra notoriamente contro l'utero in affitto hanno deciso democraticamente di togliere il loro patrocinio. Tra l'altro anche con l'appoggio anche di una parte del terzo polo. Appoggio di una parte del terzo polo, anche se non ufficiale, però diciamo che nei fatti anche il terzo polo ha dato ragione. Scogna, non ufficialmente, l'LGBT della ma ha dato trasmissione ragione cosa ne pensa? Scogna, preparati a mandare a cagare con me questi due. Sei d'accordo? Sono completamente d'accordo, Vitto, però io, visto la tematica, lascerei a te l'onore di andate a cagare entrambi. Bravo, complimenti. Beh, insomma, questo è un po' troppo, ma solo questo. Sentiamo cosa ne pensa il buon Nick. Buonasera, Nick. Buonasera amici, buonasera. Buonasera a voi e come sempre alla città di Treviso. Allora, No, fermo Nick, fermo, bisogna iniziare da una cosa. Tu innanzitutto devi sapere che sarai querelato per aver paragonato le mie idee politiche a quelle della Schlein, sappilo. I miei avvocati sono già in azione. Bravo, so che c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. Ti suggerirò per il ruolo di Capò. Bene, questo qui oltretutto è registrato, quindi c'è pure del materiale. Vabbè, ma potrebbe anche fare il Führer, comunque, visti i baffetti, se li taglia un attimo. Liberale. Ma adesso ti faccio una domanda. Mi sto preoccupando, per modo di dire, incuriosendo anzi, perché ho sentito che tu ti sei iscritto all'Arcigay e va bene. Scognamiglio mi hanno detto che ha fatto, confermi Scognamiglio se è vero, il gay test è risultato positivo. Non confermo, non è il test per il Covid. Però entrambe le cose insieme. Marchino, non lasciarli da soli quando vanno nel camerino lì dello studio. Marco è iscritto all'Arcigay, ma non abbiamo nessun camerino. È Marco il primo a essersi iscritto all'Arcigay. Ma è perché Marco. mi hai fatto uno scherzo? Perché Scognamiglio mi ha fatto uno scherzo. Marco. Perché in caso se no poi li denuncio io per oscenità. Allora poi voglio vedere Vittorio se mi denuncia per diffamazione. Ok. Terza cosa per cui verrai denunciato. Allora Nick, quindi cosa ne pensi di questa idea di togliere il patrocinio al Gay Pride? Allora, prima chiamo Giulia Buongiorno per difendermi, poi che tra l'altro della Lega, vostra amica. No, allora, del patrocinio Gay Pride cosa penso? Allora, di per sé bisogna capire cos'è lo strumento del patrocinio. Il patrocinio è un appoggio non finanziario che forniscono le istituzioni a un evento perché ha una certa valenza, ha dei certi meriti culturali, insomma, quindi o sportivi, e quindi merita che appunto il comune in qualche modo, almeno a livello formale, o la regione, ne diventi parte. La manifestazione gay non penso assolutamente che rientri tra queste cose qua, assolutamente no. Secondo la sinistra però sì. Non solo. E non solo, anche secondo Vittorio. Io non vedo perché un ente pubblico finanziato con i soldi di tutti dovrebbe dare un supporto a una manifestazione in cui non si sta parlando di arte, di cultura, di sport, di atletica, di tennis, di quello che è. Semplicemente ci sono delle persone che hanno interesse per i loro motivi, che non sto qui a giudicare o a discutere. No, giudicali. Che vanno con un uomo piuttosto che una donna. A me non sembra una cosa che richieda il patrocinio di un ente pubblico. Non ne vedo proprio il motivo. Vitto, come rispondi?
Innanzitutto, Nick, te lo dico dal profondo del cuore, vai a cagare anche te. Iniziamo da questo presupposto. Secondo, dall'iscrizione che hai fatto penso che potrebbe piacerti, quindi te lo auguro. Attenzione, ci dissociamo, attenzione. ovviamente. Un'altra querela che sta per arrivare, ottimo, renderai ancora più grasse le mie tasche, caro Nick. Se arrivo a 36 raggiungo Berlusconi. No, poi a maggior ragione se si tratta di una manifestazione dove si promuovono la compravendita di bambini, perché di fatto la maternità questo è surrogata vero, questo è compravendita vero di però. bambini. Vero. Dove si Vero, ottimo, l'abbiamo anche, lo facciamo anche noi qui in radio, caro Nick. accadono sempre un sacco di fatti osceni che poi, per l'amor del cielo, quei fatti osceni sono commessi da una minoranza dei manifestanti. Non vanno bene, però c'è una differenza. Abbiamo mai sentito, quando capita un atto di violenza da parte della sinistra, abbiamo mai sentito qualcuno del PD condannare la cosa? Stessa cosa, quando ai Gay Pride accade qualcosa che non va bene, atti osceni, spesso anche davanti a minori, insulti volgarissimi contro tutto e contro tutti. Abbiamo mai sentito, proprio manifestazioni d'odio, abbiamo mai sentito gli organizzatori dissociarsi? Cioè, perché in questa radio... Da cosa si devono dissociare, porca troia? Non li commettono loro, ogni individuo è responsabile di quello che fa lui, non di quello che fanno gli altri. Che cazzo è c'è il gruppo è iscritto all'albo hanno le partite IVA, scusa, che devono dissociarsi, hanno creato un'azienda, il gruppo LGBT, l'ordine LGBT, ma che cazzo stai dicendo? E come c'è l'ordine degli avvocati, l'ordine dei notai, c'è magari qualcuno. Ma se io vado a una manifestazione, sono io se faccio una cagata a dovermi dissociare, non chi ha fatto la manifestazione. Parli tu o parlo io? Cazzo siamo qui in televisione che dobbiamo fare le cose tutte ordinate. Qui siamo ai barbari eleganti, Nick. Devi diventare un barbaro quando sei qui. Gli è uscita una vena sulla fronte che si biforca in due. Barbaro o Barbara? Vabbè, questo qui è apprezzabile, fa delle battute di merda come Gazzola. Vabbè, Gazzola fa anche di peggio oltre alle battute. Sì, insomma. decisamente. Va bene, ringraziamo Nick per l'intervento e nulla, andiamo con la prima canzone, i Sum 41 con Into Deep. A proposito.
Vai tu perché io guarda che si inizia a parlare qua. È successo un qualcosa nel mentre, oddio. Vai, Scogna, vai perché veramente qua... Durante la pausa il buon Vittorio si è preoccupato di aver attaccato troppo il nostro ospite di prima, il buon Nick. Vittorio, ma le palle dove sono? Ma che cos'è? Ma cosa vuol dire, scusami? Ma allora... Combatti! Vittorio, io non ti ci vedo bene, come diceva il buon Nick, in un film sul nazismo, su quella roba lì, come Capone, no? Io ti ci vedo bene come in un piatto, dentro un piatto con la polenta talagna e tu a fare il coniglio. Questo sei. Ma smettila, che non vuoi mettere una canzone per ti spaventi, vuoi parlare, dai, perché dovete sapere, cari ascoltatori, dovete sapere, adesso va tutto così, poi dopo verrà da me e mi accarezzerai chiedendomi scusa Gaz, non volevo offenderti, non volevo essere l'unica cosa duro. Che posso fare è mandarti a fare il culo. Non volevo essere troppo duro con te e volgare, farà così, perché l'ha appena fatto. È arrivato Nick. un messaggio vocale di 10 secondi del buon Nick, sentiamo cosa ha da dire, l'ultima cosa. Sentiamo il nostro trevigiano. E un ultimo messaggio a tutti i ragazzi del Besta, mi raccomando, scegliete la sponda giusta, non quella così arcobaleno come il buon Vitto. Grandissimi tutti. Grandi ragazzi del Besta, scegliete la sponda giusta, mi raccomando, come Ma sempre. Ma chi sono i ragazzi del Besta? Scusate l'ignoranza. Non lo so, sarà dei ragazzi del Besta. Ma poi parla quello che violenta le transessuali, dai, ti arriva un'altra querela adesso, così almeno ci pago per bene le vacanze estive qua. Bravo Vitto, questo è il Vittorio che mi piace. Vacanze estive o il ponte del 2 giugno, non so, vogliamo dire cosa è successo il ponte del 2 giugno? È successo durante il ponte del 2 giugno. Allora, cosa diciamo prima? Saverio Tommasi o Murgia e Saviano? Qui abbiamo proprio, possiamo scegliere, abbiamo la creme della creme. Io partirei da Saverio Tommasi perché lega molto bene. Allora, come sapete tutti, il 2 giugno è la festa della Repubblica, il referendum Repubblica-Monarchia in cui si dice abbia vinto la Repubblica, però viene festeggiata anche per le Forze Armate, come giornata nazionale festa delle Forze Armate. Al signor Saverio Tommasi, sedicente giornalista di Fanpage, che noi... No, non è un nostro amico che salutiamo. Nostro amico che salutiamo, poi vi raccontiamo l'aneddoto, ha scritto: chiariamo un concetto, il 2 giugno non è la festa delle Forze Armate. I carri armati che sfilano, il petto tronfio di Guido Crosetto, in questo giorno sono fuori luogo come un alpino alla cresima di una quindicenne. Le forze armate hanno sempre seguito il potere costituito, anche quello costituito dalla dittatura, non si sono mai ribellate, eseguendo sempre gli ordini di chi dava loro da mangiare. Per questo oggi non hanno proprio niente per cui mettersi in mostra. Questo Saverio Tommasi dice di essere un giornalista, lavora ovviamente per Fanpage. No. Davvero? Vabbè, Fanpage è, no, dai, ragazzi, super famoso per... Queste parole penso siano imbarazzanti. Cioè... Sono imbarazzanti e secondo me mettono in imbarazzo quella parte politica che viene appoggiata ripetutamente dal buon Tommasi, che ovviamente salutiamo, è un bravo ragazzo, poi Marco vi racconterà una bella storiella, però cose del genere non si possono sentire, non si possono leggere, non si possono dire. E anzi, fanno perdere voti a quella parte... a quella parte politica che lui appoggia. Fa perdere voti, come fanno perdere voti altri due personaggi. Allora, prima di parlare di quei due bellissimi personaggi che sono Roberto Saviano e Michela Murgia, vorrei raccontare un piccolo aneddoto su Saverio Tommasi. Cioè, noi tre ragazzi, Gaz... Che ora mando anche alla regia una testimonianza dell'evento. Ce l'hai? Ah, beh, hai la foto. Hai la foto, vabbè. Dopo facciamo vedere la foto. Allora, Pontida 2022, settembre, anno scorso, il signor Gazzola, appena arriviamo, dice: mi raccomando ragazzi, non fatevi intervistare dai giornalisti. Appena arriviamo, subito da Saverio Tommasi per farci intervistare. Sei contento? Che infame. Allora, cominciamo a chiacchierare. Se la Lega poi ha preso quello che ha preso alle politiche, hai capito? Le vostre interviste malefiche. Allora, facciamo una bella intervista con Saverio Tommasi, 10 minuti di intervista in cui parliamo di tutto, argomenti seri, argomenti di attualità, e alla fine, dopo un'intervista di 10 minuti in cui abbiamo parlato di tutto, ci siamo lasciati andare, io e il caro Vittorio,
a una battuta e le abbiamo detto: i nostri 3 valori sono libertà, figa e piedini, quello che poi è entrato nella storia come sigla di questa trasmissione. Di quei 10 minuti il signor Saverio Tommasi ha mandato in onda soltanto il pezzo in cui dicevamo libertà, figa e piedini. Questo è il giornalismo di Fanpage. Un bel pezzo, e chiedo alla regia di mettere la foto, alla regia di inquadrare che ha immortalato il momento. Non è tanto il giornalismo di Fanpage, quando 3 boccaloni che si sono fatti intervistare da un cretino, ma tu non hai capito, tu non vedi, non hai capito un cazzo. Sapevano che lui avrebbe preso solo quella parte. Tu non hai capito lì. Un cazzo, noi siamo andati lì volontariamente a farci intervistare e dire quelle cose. Ha perso 10 minuti della loro vita per poi farsi, diciamo, ricordare per quella frase molto profonda, molto intelligente. Qual è? Ok, allora, e invece Scogna, lo chiedo a te, cosa riguarda Michela Murgia e Roberto Saviano? Allora, innanzitutto a Michela Murgia portiamo la nostra solidarietà e le auguriamo pronta guarigione e speriamo che si rimetta presto, ovviamente. Esatto, era una premessa doverosa. Ovviamente. E la cosa migliore in un momento del genere è... Non è che devi ripeterlo. Ovviamente. Ovviamente tu in un momento del genere la cosa migliore è normalizzare una malattia, quindi far finta che comunque non parlare senza preconcetti con una persona, e quindi noi vogliamo mandare a fare in culo Michela Murgia questa sera. Perché è scoppiato un grosso caso per colpa sua, ovvero alla parata militare del 2 giugno i militari fanno il saluto fascista gridando decima in onore della 10ª MAS, che è un battaglione fascista famoso per cose non molto belle, o per alcuni molto belle, ma non siamo qui a giudicare queste cose. Insomma, allora, un saluto fatto da chiunque. Tutti i militari fanno quel tipo di saluto e ci si inventa che è un saluto fascista. Poi è stato ripreso anche la russa che fa il segno della vittoria con le dita, e lì apriti cielo. Ecco, la russa vede il saluto fascista e dice che ha vinto. Imbarazzante. E chi poteva dar dietro una roba del genere? Tutti gli sono andati contro, tutti. Tante qualche scappato di casa, come Saverio Tommasi, che salutiamo. Perdona, quindi hai imitato Winston Churchill, cioè segno della vittoria? Esatto, corretto. Vabbè, lasciamo perdere. Come si chiama? Roberto Saviano le è andato dietro. Chi poteva dietro. andargli dietro se non Roberto Saviano, che tra una sparata e l'altra ovviamente ha dovuto anche dire la sua su questa polemica che non esiste. Svegliatevi. Se la sinistra vuole fare la sinistra, pensi a cose serie, non pensi a queste stronzate. A me va benissimo, perché ogni volta che un esponente della sinistra, perché è un esponente della sinistra, certo, non c'è niente di male ad esserlo e non c'è niente di male a dirlo, dice una stronzata, la sinistra perde voti. Va bene così, io sono contento e siamo tutti tranquilli e tutti a posto. Ma perché montare una polemica del genere? Per quale motivo? Ma dove li vedete sti saluti fascisti? Vittorio, fai un saluto fascista e fai vedere come si fa. No. Sto scherzando. No, ovviamente sto scherzando. Era per far vedere la differenza tra i 2 tipi di saluto, ovviamente. Ovviamente non chiederlo a Gaz, perché lui i gesti che fa sono altri, più pugni chiusi, più... saluta i compagni. 1000 volte il pugno chiuso che il braccio alzato. Comunque esatto, così. Oddio. No, comunque veramente un'idiozia. Cioè, ogni volta che quelle persone, al di là delle malattie come avete detto prima, però che certe persone aprono bocca, veramente viene voglia di replicare a queste persone, facendo vedere quanto idiote Cioè, in pratica, per queste persone in Italia nessuno può alzare un braccio anche solo per fare alzata di mano, così anche solo per salutare, mica che la Murgia e Saviano lo confondono con un saluto fascista. Che poi posso dire che anche le croci rossine che sono sfilate allora sono fasciste, perché se voi riguardate i video c'erano le croci rossine che sono sfilate che hanno fatto lo stesso saluto che hanno fatto non quelli della 10ª MAS, ma quelli che erano quelli del 10º battaglione marino. Quindi veramente ci perdiamo sempre in queste polemiche inutili da parte di qualcuno che sta sull'attico di New York, che viene qua con una scorta che in realtà non gli serve a nulla, e da parte di qualcun altro che invece deve sempre pontificare che l'emblema dell'intelligenza e che potrebbe benissimo andare a... Grazie a Dio comunque non ha citato fino in fondo con l'attico di Nuova York, questo video è positivo.
Esatto. Comunque io mi scandalizzo invece per un'altra cosa. Gaz, dici dov'eri alla festa della celebrazione della vittoria russa per la seconda guerra mondiale? Io ti ho visto che eri nella Piazza Rossa a festeggiare Beato con lui. Putin. Io stavo preparando la sessione di esami in realtà. Non ti crede In nessuno. realtà sì. Poi detto questo, penso che Ci la manda pure storia le foto con le sue chat con la storia Lavrov, dove si mandano i cuoricini. Molto omosessuali come chat, comunque. ma parli tu che sei scritto da Arcigay, ma si stanno invertendo i ruoli. Ma tu sei Tutti e come due. i parlamentari ungheresi che hanno fatto un orgio omosessuale, tu lo demonizzi Come fai però a lo sapere fai. tutte queste cose? Cioè, ti arrivano già le notifiche push perché dal momento in ha cui ti sei partecipato a iscritto. quell'orgia Ma anche al secondo me, Parlamento Ma a differenza di qualcuno non si nasconde. le sa solo lui, ma che mi devo nascondere. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non è vero. Rieccoci su Radio Libertà. Buona shline a tutti. Siamo tutti pazzi qua, stiamo diventando veramente pazzi. Poi con questo caldo, questo tempo un po' che va e che viene, che non si capisce, e poi stiamo diventando pazzi perché per diversi anni, già 4 anni, abbiamo sentito accuse da parte del PD che poi ha preso i soldi dal Qatar, da parte di tutta quella gente intelligente, di quei fenomeni, che ha sempre accusato la Lega di aver preso dei fondi russi, no? Sì, da Mosca. E cos'è successo? È successo che poi, come già prevedibile, il tutto, diciamo, è stato letteralmente archiviato con accuse infondate, con una procura che quindi si è espressa, e adesso ci chiediamo, tutta quella merda che ci siamo presi in questi anni ai banchetti, i nostri militanti che si sono presi al banchetto quando era appena scoppiato questo scandalo montato dalla sinistra, che il nostro partito, il nostro movimento si è preso. Adesso qualcuno ci chiederà scusa
E cosa è uscito adesso? Cosa è uscito? Chi si dice abbia montato tutto, abbia costruito lo scoop sui fondi russi? Chi poteva mai aver costruito a tavolino uno scoop ingiurioso del genere, uno scoop diffamatorio del genere? Devi dirlo tu, Marco. Chi potrà mai I essere nostri stato? cari amici, neanche farlo apposta, dell'Espresso. Che salutiamo. La verità all'attacco dei giornalisti che firmarono l'inchiesta e dell'avvocato Miranda. E ora il partito di Salvini chiede un nuovo intervento della magistratura e tira in ballo l'ex direttore da Milano. L'attacco della verità all'Espresso per il caso Metropol è duro e preciso, tanto che i giornali i vertici della Lega hanno fatto sapere di essere pronti a presentare un esposto in procura. Ad aprile è stata archiviata l'inchiesta della procura di Milano sui fondi russi alla Lega. La vicenda, che si rifaceva a uno scoop del settimanale, riguardava una trattativa di presunti di personaggi legati al mondo di Putin per far arrivare soldi al carroccio dalla compravendita di petrolio russo, ma a quanto pare è stata tutta una montatura dell'Espresso. E tra l'altro, voi vi ricordate quando è uscita questa notizia, questo scoop? Vi ricordate che periodo era? Poche settimane prima delle elezioni europee? Ma guarda caso, Ma siete guarda caso. imbarazzanti. E c'è la procura che avrà speso anche dei soldi per andare a indagare su un qualcosa che non esiste, soldi pubblici. Quindi vergognatevi, mi auguro che l'Espresso venga portato in tribunale e che faccia il la nostro fine che movimento merita. abbia la giustizia che merita. Ecco. Io mi auguro che l'Espresso chiuda definitivamente, perché delle sue cazzate che leggiamo ogni volta. Ma state scherzando? Ma poi com'è che troviamo materiale per portare avanti questa trasmissione? No, Dai. noi invitiamo l'Espresso a continuare a scrivere puttanate, almeno noi abbiamo argomenti buoni per fuori ogni settimana. Ce ne sono già troppi di giornali che scrivono ste boiate, quindi uno in più, uno in Però è meno, una basta tradizione, l'Espresso, se ne Gaz. fa un altro, no? No, non è la stessa cosa. Cioè che Chiudiamo l'Espresso, non abbiamo si il può. cappuccino Espresso, tanto lo stesso valore di un Ma euro. non si può, cioè, è ormai una tradizione, per noi è fondamentale portare avanti questa trasmissione senza le cagate dell'Espresso. Sarebbe come una Sì, ma ragazzi, ma qui senza è... le tue battute di merda. Sì, ragazzi, ma qui abbiamo un tantino superato il limite, cioè addirittura la procura ha avviato un'inchiesta a seguito di un articolo del genere. Cioè, Sì, ma c'è infatti gente che è andata in tribunale per questa la cosa. cosa grave è che siano stati spesi soldi pubblici per indagare su qualcosa che non esiste, che un settimanale ha una notizia che un settimanale ha inventato semplicemente per vendere di più. E tra l'altro, appunto, notizia che è uscita poche settimane prima del voto europeo del 2019, che in realtà non ha fatto male, ha fatto molto bene al nostro movimento. Piccola cosa, state fermo con le mani. Cosa stai facendo? Le tue battute sono terrificanti, talmente terrificanti che non riescono neanche a capire quando le fai ormai. Smettila. Io quando vado al mercato la gente mi ferma e mi dice Matteo vai avanti, quindi io vado avanti con queste battute. No, dice Matteo vai a fare il culo. Esatto, No, esatto. Comunque, a proposito, hai detto bene prima, cioè hanno tirato fuori questo, no, non te la menare adesso, cioè ti ho fatto un complimento, vabbè. Hanno tirato fuori questo scandalo proprio sotto le elezioni europee, pensando di danneggiare la Lega, e poi il risultato qual è stato alla fine? A parte i soldi pubblici buttati, la carta proprio buttata nel cesso, però il risultato qual è stato? Che la Lega è stato poi il primo partito più votato in Italia. Spero non proprio per questo motivo, Cioè... No, ma è chiaro che poi l'elettorato non è scemo, cioè si accorge quando una cosa è vera, quando una cosa è falsa, e queste montature erano palesemente delle montature, le abbiamo viste in passato con Berlusconi, le vediamo adesso con la Lega, e chissà cosa vedremo tra un anno quando si andrà di nuovo alle europee. Magari tireranno fuori un altro scandalo, magari tireranno fuori che anche noi prendiamo i soldi dal Qatar, quando poi il Qatar ha finanziato i loro esponenti, quindi ci aspettiamo veramente di tutto e di più, ma non abbiamo ormai paura di niente, nessuno. Sì. A proposito di montature e di tirare fuori scandali, allora, cosa ha tirato fuori la Svezia? Ma intendi vabbè, la Svezia dichiara il sesso come sport. Giovedì ospiterà la competizione inaugurale. Sì, perché dopo un'inculata del genere che ha preso l'Espresso era giusto parlare di questi argomenti. Allora, lì parteciperà il direttore dell'Espresso. Il direttore dell'Espresso parteciperà a questi giochi
Esatto. Comunque ragazzi, devo dire che noi siamo troppo volgari, questa trasmissione è troppo volgare. Io ringrazio, soprattutto per colpa di Vittorio, questa trasmissione è troppo volgare. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. La Svezia ha ufficialmente riconosciuto il sesso come sport e ha finalizzato i preparativi per il torneo inaugurale del sesso, che inizierà giovedì 8 giugno, cioè domani. Bene. Vittorio, parteciperai? Innanzitutto, che paese meraviglioso la Svezia. Vabbè, veramente possiamo essere anche avanti. d'accordo. Partecipare sarebbe veramente bello, cioè, purtroppo sono un uomo molto impegnato e non potrò partecipare quest'anno, si vedrà per l'anno prossimo. L'obiettivo Mandala a fare in culo. Cosa sei te? Il Non ho capito le ultime parole. I qua. partecipanti al torneo sessuale si impegneranno in incontri sessuali quotidiani che possono durare fino a 6 ore. Secondo i media locali svedesi, una giuria determinerà i vincitori della competizione sessuale, mentre anche il pubblico contribuirà con le proprie opinioni e analisi al processo di selezione. L'European Sex Championship, in programma per l'8 giugno, si estenderà per un periodo di 6 settimane, durante le quali i partecipanti prenderanno parte alle attività su base giornaliera per durate che vanno da 45 minuti a un'ora, a seconda della durata dei loro attacchi. Vabbè, praticamente sarà un bordello open space, quindi non c'è nulla di nuovo e poi ti verrà data la medaglietta. Non so Ma cosa... la Svezia non è mica quel paese in cui i transessuali si mettono a competere nelle competizioni Magari femminili. Vittorio troverà lì Dalila, non lo so io. In tal caso la saluterò, gli porterò i suoi saluti, non credo che lei ne sia troppo entusiasta, ecco, e dei brutti trascorsi. Probabilmente troverà qualcuno che la tratterà meglio lì in Svezia del buon Matteo Gazzola. Magari qualcuno che la pagherà. Dai. Signorino va alla cattolica. Signorino qua che va alla cattolica, va a sciare 6 mesi su 12 6 mesi. e poi non 6 tira, mesi, capito? e poi non paga nemmeno Dalila. Sì, Ma 6 guarda, mesi. guarda te, Ormai- non c'è più religione, ci sono solo quelli degli arcidiaconi, arcidieli, come che si chiama lì, le chiese che fanno del nostro... Sì, infatti per questo fatemi spezzare una lancia il buon Marco, cioè lui per quanto sia un signorino della cattolica, quando si rivolge per certe prestazioni, quantomeno il conto lo paga, a differenza di qualcuno. Che cazzo stai dicendo, Vittorio? Scusa, di cosa parli? Ma sì, dai, Vedi che Dalila, poi- sappiamo che è fissa Vedi lì che poi alla cattolica. Gira e rigira, siete come i fondi russi, no? La strada dei fondi russi, gira e rigira, il colpevole è chi annuncia queste notizie, è chi monta queste intercettazioni, questi audio. No, e quindi, Vedi, tu non hai capito gira e rigira, discorso, una volta, ragazzi. cari amici ascoltatori, avete capito benissimo da chi provengono queste diffamazioni e contro chi vanno queste diffamazioni alla fine, perché poi giocano contro questi due scappati di casa qua, no? Ma no, la differenza è tra chi paga e chi non paga, cioè uno vive in area C e Scogna anche lui ha è un grande certe infame, abitudini per cui a prescindere è l'esenzione. Vabbè, cazzate a parte, che ne pensate oggettivamente di questo torneo? Pensate che queste attività possano diventare sport nazionale? Ci vedo le Olimpiadi con la nazionale di questa disciplina impegnativa, corpo libero, non so, cioè faranno in corpo libero, immagino ginnastica artistica, no? Poi, vabbè, lasciamo perdere. ragazzi è meraviglioso, praticamente abbiamo già vinto con un campione del calibro di Rocco Siffredi, la medaglia d'oro alle Olimpiadi del sesso è assicurata, come direbbe il buon Scognamiglio. Prego, se vuoi ripetere la battuta sul buon Rocco della settimana scorsa. No, le battute sono divertenti proprio perché durano quell'attimo, non come Gazzola che oltre a farle terrificanti le dice ogni 5 minuti. Vero. E sono terrificanti. Gazzola, smettila. Comunque no, Vittorio, non lo ripeto, mi spiace. Comunque io propongo di presentarci come opinionisti proprio a livello tecnico della competizione, Sì, di vuoi fare una telecronaca proprio a livello tecnico. L'inviato di Rai Sport, come per il calcio c'è Beppe Bergomi. Da Stoccolma, Svezia, per i giochi olimpici di sta cosa qua. No, da Rai Sport no, perché è un'azienda pubblica, non ci piace, quindi da una emittente privata si può fare. Vabbè, Allora, ragazzi, con Rosy Biglia a vedere queste cose.
È sempre più bella che intelligente. Ultima notizia, dai, sempre a tema. Paga $10.000 per un abbraccio con ragazza di OnlyFans. Lei con i soldi va in vacanza con il fidanzato. Sui social ha scritto: preparati baby, gireremo il mondo. Ennesima vittoria del capitalismo, signori. Una ragazza, una creatrice di contenuti di OnlyFans, che si fa pagare $10.000 per un abbraccio e poi usa quei soldi per girare il mondo. Questa è una vittoria del capitalismo. Se volete e un una abbraccio, vittoria io sono dell'umanità. disponibile. Lo chiedeva Dalila, ma non gliel'hai dato. Quindi. Se volete un abbraccio, Oltre che lo stipendio. parto da 5.000, faccio lo sconto. 5.000 in su vi do un abbraccio. Vito, ma tu invece di farti pagare, cioè vedi l'ipocrisia, non paga lui e poi pretende di farsi pagare, cioè... Tipo Fedez. Uguale. Tipo Fedez, esatto, Ma smettetela. Siete solo invidiosi, guarda. 5.000 euro, partiamo da 5.000 euro, telefono 0292947222 e ditemi se volete un abbraccio con tanto di IBAN e via. 2, sono 3-2. Prima però comunque compensa il dovuto che devi da certa persona e poi... Vi siete già fatti sgamare, Vito. Comunque... Vi hanno già sgamati gli ascoltatori. Comunque è veramente meraviglioso il fatto che una ragazza riesca con i suoi meriti, la sua creatività a portare a casa, a creare un business veramente incredibile. Questo qui è meraviglioso. Col suo sudore, i meriti, ma... Si è creata un'immagine, il solito socialista, incredibile. È il solito Infatti, socialista. Cioè deve mettere in tasca, deve mettere le mani in tasca agli altri e decidere come devono... Sì, certo. Vabbè, al di là di queste cose, io volevo un po' concludere questa puntata con una dichiarazione di Enrico Mentana. Enrico Mentana, che come sapete da tanti anni è il direttore del TG La 7, che ha commentato, so se vi ricordate quando parlavamo di Fazio, della Littizzetto, dell'Annunziata, che se ne sono andati dalla Rai e la sinistra l'ha fatto passare come la fine della democrazia, la morte della democrazia. Ecco, il signor Enrico Mentana, che di certo non è un simpatizzante del centrodestra, ha fatto una piccola dichiarazione in cui rispondeva al signor Fazio e alla signora Littizzetto e alla signora Annunziata. Sentiamola, perché penso che sia una grande lezione di onestà intellettuale. Io credo, e lo dico anche relativamente alle cose che riguardano i miei colleghi in queste settimane, che non ci sia niente di meglio, no, che, come dire, interrompere un rapporto senza fare scene madri, senza fare i martiri di Belfiore, senza far credere in qualche modo che con te o senza di te la libertà e la democrazia sono cose diverse. Nessuno di noi è insostituibile. Ma soprattutto, se ti fermi, usa il tempo che ti è dato mentre non lavori, mentre non sei con la testa bassa sul volante, perché ti permette di vedere come è cambiata la società. E questa era la dichiarazione di Enrico Mentana. Non so cosa ne pensate, io penso sia una grande lezione. Sì, iniziamo dicendo che ce ne frega il giusto, perché Luca Scognamiglio ci ha appena regalato una perla per concludere la trasmissione. Esatto. Dalla pagina Instagram Chuck Club, Barbie, i piedi di Margot Robbie saranno centrali nella trama. È fantastico, non vedo l'ora di vedere il film. È un invito per vedere Barbie. Tutti quanti assieme e riempiamo le sale. Esatto. Salviamo le sale cinematografiche. Io avevo già intenzione di andarlo a vedere, quindi lo andrò a vedere a maggior ragione, invito tutti a farlo. E nulla, noi, se non ci cancellano la trasmissione, vi diamo appuntamento settimana prossima. Gazza, che dovrebbe annunciare alla fine, se ne strafotte, Esatto. lì bello tranquillo che se la cilla. Me la cillo. Poi parleremo la prossima puntata di questo chill che sta invadendo il reel di Instagram, però... Sì. Bisogna chillarsela in allora ragazzi, a settimana prossima con i Barbari Eleganti. Buona scena di nuovo a tutti, come sempre viva i piedi e ciao. Avete ascoltato i Barbari Eleganti.